c'era gente di tutte le età in serata a Gran Torto per l'ormai consueto appuntamento con la manifestazione Brusamarso. Chi con pentole, coperchi, barattoli, chi con mestoli e trombette. Il gruppo, formato da circa un centinaio di persone, ha percorso le vie della cittadina facendo chiasso, come vuole la tradizione, per risvegliare la primavera. E chissà se li ha sentiti proprio la primavera, così restia ad arrivare quest'anno. Ad accompagnare la manifestazione lungo tutto il tracciato anche il carro allegorico dell'associazione Regaliamo un sorriso, che pur giocando in casa non si era potuto esibire al carnevale, cancellato per 2 volte a causa del maltempo. Le coreografie e le esibizioni del pluripremiato carro hanno così incantato grandi e piccini, mentre il falò dava l'addio all'inverno. A seguire, all'interno degli impianti sportivi, è seguito un momento conviviale tra danze e canti della tradizione popolare veneta. Sfiscia Channel News, Gran Torto.